Cari amici veneti e veneti nel mondo, voglio innanzitutto esprimervi la mia gioia, la mia emozione per essere qui oggi, assieme a voi in un momento entusiasmante nella quale sono rappresentate le comunità venete di tutto il mondo, in cui i veneti del Veneto e i veneti nel mondo diventano una cosa sola. Forse a qualcuno potrà sembrare eccessiva la mia costante sottolineatura all'appartenenza di tutti noi direttamente o per discendenza alla medesima terra, ma credo che il valore dell'identità sia non solo il motivo fondante del nostro stare insieme, ma anche il presupposto dal quale si generano le nostre iniziative concrete. L'enfasi che voglio porre sull'essere veneti non è fine a se stessa, semplicemente autocelebrativa, né tantomeno deve essere intesa come atteggiamento di chiusura per tutto ciò che Veneto non è. Anzi, è esattamente l'opposto. Io credo che nel nostro confrontarci con una società sempre più globalizzata sia importante presentarsi con il proprio patrimonio identitario. Spostando tale concetto sul piano della competitività, aspetto dalla quale oggi non possiamo sfuggire, direi con le proprie credenziali. E le credenziali di noi veneti sono proprio nella nostra storia, nelle nostre tradizioni, nella nostra ricchezza culturale, nella nostra attitudine a fare impresa, nella nostra capacità ad accettare le sfide, anche le più difficili, nella nostra creatività, insomma nel nostro essere veneti. Oggi per la prima volta sono tra di voi in questa emozionante giornata nella quale, è bene ricordare, abbiamo la possibilità di confrontarci e gettare le basi per una collaborazione futura, che sono certo crescerà e si qualificherà sul piano dei rapporti culturali, linguistici, economici e della formazione dei giovani. Un cammino nel quale sarà prezioso, come sempre stato, l'apporto di tutte le benemerite associazioni dei veneti nel mondo. A tutte va il mio più sincero plauso. I risultati raggiunti e quelli che raggiungeremo insieme nei prossimi anni vanno prima di tutto ascritti al merito del vostro lavoro e del vostro attaccamento al Veneto e ai veneti. Il mio auspicio è che le nuove generazioni trovino in questo cammino il giusto coinvolgimento, affinché un giorno possano loro stesse dare continuità al grande mondo dei veneti nel mondo. Ora lasciatemi una valutazione di carattere generale che ritengo essenziale nel percorso che faremo assieme. Il nostro lavoro nei prossimi mesi e nei prossimi anni dovrà essere improntato nella massima concretezza. Non possiamo permetterci, e ciò vale ancora di più in questa difficile fase economica, di sprecare le nostre risorse. Le politiche regionali per l'emigrazione quindi dovranno generare benefici per i veneti nel Veneto e per quelli all'estero, per i loro figli e i loro nipoti. La rete di relazioni che è stata creata e che noi cercheremo con lo sforzo di tutti di implementare dovrà produrre sia ricchezza culturale ma anche ricchezza economica. Ritengo che il modo migliore per onorare la memoria di chi ha vissuto il doloroso strappo dalla terra natia per sfuggire alla povertà o per dare alla propria famiglia condizioni di vita più dignitose sia quello di mettere a frutto il loro sacrificio continuando quello che i nostri emigranti hanno iniziato in termini di impegno e di voglia di migliorarsi. Dobbiamo anche ricordare tutte le vittime, non solo chi già c'è stato per anzianità e non c'è più, ma anche tutte le vittime. E il mese d'agosto è stato un mese particolare negli anni della nostra emigrazione. Ricordo che a inizio agosto c'è stata la tragedia di Marcinelle, domani c'è il 45esimo anniversario, il 30 di agosto appunto del
problema dell'ecidio che c'è stato, dei tanti morti anche veneti di Mattmark in Svizzera, e quindi vari motivi per cui ricordare i nostri emigranti. Ecco perché dobbiamo volgere lo sguardo al passato per non dimenticare, ma dobbiamo anche concentrare la nostra attenzione, il nostro futuro, il nostro operato per il nostro futuro. Il mio presidente Luca Zaia, di cui vi porto il saluto caloroso e sincero, ha sintetizzato in una semplice ma efficace frase non solo il programma di questa legislatura, ma anche il modo di approcciarsi al governo della nostra regione. Prima il Veneto. Ebbene, io voglio aggiungere a prima il Veneto, prima i veneti e i veneti nel mondo, che non vuol dire ovviamente di dimenticarci di tutti coloro che qui vengono insieme a noi per lavorare e per crescere assieme. E voglio, concludendo, ringraziare i nostri festeggiati, i veneti del nostro associazionismo, sia regionale che all'estero, a cui la Regione continua e continuerà a guardare con attenzione. Ringrazio la città di Motta di Livenza, il suo sindaco Paolo Speranzon, tutti i sindaci presenti, tutte le amministrazioni provinciali presenti, i frati minori, che ringrazio per averci dato questo spazio, il Vescovo, Sua Eccellenza, il Vescovo di Chioggia, Monsignor Tessarolo, con cui nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con l'Associazione Migrantes avremo modo di confrontarci nella consulta, e tutte le autorità, ma in modo particolare voglio ringraziare le associazioni dei veneti nel mondo, tutte le associazioni provinciali e in modo particolare quest'anno che siamo a Treviso, l'Associazione dei Trevisani nel mondo, e vi do senz'altro appuntamento al prossimo anno. Abbiamo la candidatura sia di Venezia che di Rovigo, e per cui nei prossimi mesi avremo modo di confrontarci, e prima una e poi l'altra senz'altro ci troveremo prima o a Rovigo o a Venezia, e di conseguenza l'anno successivo a Rovigo o a Venezia. Grazie.